Sesta corsa, bella categoria B per cavalli anziani, 1 All About B, Roberto Faticoni, 3 Emily Enrico Bellei, 4 Heart of Steel, Federico Esposito, 5 Expo Wise S Alessandro Gocciadoro, 6 Battosta Alessandro Dettoris, in seconda fila 7 Dakar Vincenzo Luongo. Macchina accelera. Partiti, è veloce Expo Wise AS che prende il comando nei confronti di Emily. Sbaglia Expo Wise AS. E così Emily al comando nei confronti numero 5 di Expo All Wise About B, squalificato. di fuori Heart of Steel alla corda Battost che precede Dakar. 15:3 il lancio con Emily che ha preso l'iniziativa e guida. Sulla rottura di Expo Wise Enrico Bellei si è ritrovato nuovamente al comando e ora controlla le operazioni, passa i primi 400 metri in 30 spaccati. Emily in vantaggio, di fuori Heart of Steel, in corda All About B, poi Battost e Dakar che va a fare la seconda pariglia. 600 metri in 44,8 con Heart of Steel che mette un po' di pressione ad Emily, la quale si mantiene in vantaggio, sempre All About B a contatto con il suo esterno Dakar, alla retroguardia Battost. 59,3 per i primi 800 metri di corsa. Emily in vantaggio con di fuori Heart of Steel, nella scia della leader c'è sempre All About B, in difficoltà Heart of Steel al chilometro in 1,14,5, deve muovere in mezzo alla pista allora Dakar agli ultimi 600 di gara, con Emily che continua a guidare, All About B nella sua scia, Dakar che aggira Heart of Steel, poi Battost che rimane a contatto, 15 di là, 1,29,5 3/4 di miglio con Emily che continua in vantaggio in controllo, Enrico Bellei spalle indietro, cerca di venire in mezzo alla pista, Battost che si produce nel suo sforzo, è in vantaggio Emily, Battost che arriva a centropista, Emily in vantaggio, Battost che ci prova, insiste Battost su Emily che si difende, Emily in vantaggio, arriva Battost vince nei confronti di Emily al terzo posto Dakar, 1,57,7, meno di 14 per gli ultimi 200 metri. Enrico Bellei aveva riservato il meglio per gli ultimi 200, ma Battost ha un parziale diverso. Ancora una volta il figlio di Pasha Lest, a quasi 9 anni, riesce a piazzare un parziale conclusivo importantissimo. Giustizia Emily e vince Alessandro Dettoris, perfetto in Salchi, Gennaro Casillo al training, la proprietà della scuderia Rosso Crociata, il parziale di Battost che viene a risolvere questo challenge Roberto Andreghetti, seconda Emily al terzo Dakar.